Lo avevano chiesto in molti e anche lo stesso Presidente del Consiglio Monti lo aveva auspicato, una maggiore umanizzazione del servizio di riscossione di Equitalia. I recenti fatti di cronaca lo avevano quasi imposto ed ecco, l'agenzia prontamente risponde aprendo anche a Padova e Mestre lo sportello Amico, un servizio diretto alle fasce più deboli. Nasce dall'esigenza che stiamo rappresentando ormai da molti mesi di incontrare il cittadino in quello che è il suo percorso di assolvimento dell'obbligo fiscale ed è un ulteriore strumento che Equitalia mette a disposizione per le situazioni più delicate e più critiche anche in un momento non particolarmente facile. A Padova, nella sua prima giornata di apertura ufficiale, sono state una decina le persone che hanno staccato il numero e si sono rivolte allo sportello dove un addetto si è preso carico delle loro problematiche. Si occuperanno dei casi, da quelli più banali, per cui il supporto alla persona anziana o alla persona extracomunitaria che ha difficoltà con la lingua, fino invece proprio a essere dei veri e propri punti di ascolto per situazioni in cui, oltre alla situazione di criticità dal punto di vista fiscale, si uniscono magari anche delle situazioni personali. I casi particolarmente difficili, delicati, passano poi al direttore, ma dicono ad Equitalia Padova, l'agenzia di Via Longhin, sempre si è attivata come punto di ascolto dei casi più emblematici. Intanto però, dopo gli ultimi avvenimenti, la sede padovana è praticamente blindata e un'ordinanza comunale vieta il parcheggio lungo tutto il perimetro dell'edificio e tanto di catene ne impediscono l'accesso. Blindati esternamente ma più aperti i problemi della gente grazie al nuovo sportello, da qui l'invito alla popolazione. Di contattarci, di cercare il contatto con noi, perché ancora oggi ci rendiamo conto che la conoscenza e della materia ma anche della stessa problematica che ha il contribuente a volte non è propriamente corretta.